Attirato con una scusa nel parco Baden-Powell di Zerobranco ed aggredito con inaudita violenza da 7 ventenni che l'hanno preso a botte e dopo avergli rubato portafogli e telefono l'hanno costretto a tentare un prelievo in un bancomat poco distante. Vittima della violenta rapina lo scorso 23 ottobre un 27enne del posto di origine marocchina. Protagonisti di quella che a tutti gli effetti si è rivelata essere una spedizione punitiva, verosimilmente per recuperare un presunto debito legato a stupefacenti, 7 ragazzi. Le urla del 27enne avevano allertato dei passanti che hanno chiamato i carabinieri subito arrivati sul posto. 2 degli aggressori sono stati identificati in flagranza di reato. Ora i carabinieri hanno identificato gli altri complici. Si tratta di 5 ventenni residenti tra Mogliano e Marconna. La particolarità dell'attività investigativa che ha brillantemente concluso la stazione di Zerobranco è caratterizzata dal fatto che all'interno dei telefoni dei 2 indagati sono state trovate delle chat, in particolare una dove l'aggressione era stata pianificata fino nei minimi particolari, e questo ci ha consentito di arrivare agli altri 5 giovani, nei confronti del quale il GIP, su richiesta della procura, ha emesso 5 provvedimenti di obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 07. Il 27enne aggredito è stato medicato al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di una decina di giorni. Alla fine i rapinatori non sono nemmeno riusciti a rubargli i soldi che volevano prelevarsi al bancomat. Per fortuna la vittima ha sbagliato il codice, quindi grazie a questo suo comportamento è riuscito a far sì che il reato non si consumasse in maniera completa, ed è riuscito anche attraverso le sue grida e la sua richiesta d'aiuto ad attirare l'attenzione dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti.